un'emozione grandissima, un sogno che finalmente è un progetto che andava avanti da 15 anni e finalmente si è realizzato grazie agli enti istituzionali, sindaco, comune Firetto, prefettura di Agrigento, grazie al contributo del preside Prado e grazie anche a tutta la direzione artistica di Mario Aversa. Siamo tutti insieme, una festa, balli, canti, un'emozione bellissima, infatti già sono tutta sudata, ho fatto anche un ballo con i ragazzi, abbiamo cantato e grazie anche all'affetto degli agrigentini che proprio lo manifestano sempre in ogni occasione, anche nelle più gravi, ad esempio per il Covid nelle strade di Agrigento si intonavano le canzoni di Giancampione. Qui è nato e qui è giusto che la città dedicasse una strada al suo nome. Persona di grande altruismo, Giancampione, che si è speso nella sua vita non solo dal punto di vista artistico, mi piace ricordare anche quella vena di attenzione al sociale che lui ha dimostrato, specie nell'ultima parte della sua vita. E credo che possa essere a buon diritto annoverato tra gli ambasciatori della parlata giurgintana del mondo. Pirandello fece la sua parte con gli studi, sdoganando quella caratterizzazione popolare della parlata giurgintana, facendola assurgere a un vero e proprio fenomeno letterario da studiare, e poi ci hanno pensato in modi diversi, perché la parlata di Camilleri non è proprio giurgintana ma ha delle caratterizzazioni tutte sue. Ma Giancampione lo fece con la sua musica. Siamo, quelli della mia generazione, cresciuti tutti con l'album L'Antenati, che a ben guardare aveva dentro di sé tante cose, aveva dentro di sé la spensieratezza, aveva dentro di sé l'aspetto tipico della canzone siciliana, ma aveva anche dentro gli aspetti della denunzia. Penso a Giorno di Frivaro che racconta la storia dei minatori, del sacrificio dei minatori, quindi la sua è stata una canzone popolare e a volte anche colta.